Pietre che parlano in veneto è un ritrovamento eccezionale quello emerso nel territorio comunale di Ponso durante i lavori di scavo per la realizzazione del primo lotto funzionale della nuova strada regionale 10 nel tratto da Borgo Veneto a Carceri. Sono finora una dozzina i cippi ritrovati già nelle preliminari operazioni di bonifica bellica e durante successivi scavi all'interno di questo sito archeologico di enorme rilevanza. Nei cippi sono state trovate numerose iscrizioni in lingua venetica e anche in misura minore latina che risalgono a oltre 2000 anni fa, probabilmente al V-IV secolo a.C., accanto a un lastricato che sarebbe stato realizzato successivamente durante il I secolo d.C. Un'area di interesse culturale e religiosa, un tempio periptero circondato da colonne, un antichissimo santuario sepolto sotto i detriti trasportati durante una potente alluvione del vicino fiume Adige. Il luogo avrebbe mantenuto la sua funzione religiosa anche in epoca romana. L'indagine continua per definire con maggiore precisione l'area del tempio e le diverse fasi di utilizzo.